Grande soddisfazione anche al di là delle aspettative per il ritrovamento e la restituzione di 448 antichi documenti trafugati da varie parrocchie e dall'archivio capitolare di Vittorio Veneto, una delle diocesi più antiche d'Italia. È un pezzo prezioso di memoria della nostra tradizione ecclesiastica della diocesi di Ceneda, di Vittorio Veneto, l'antica diocesi di Ceneda, che viene ritrovato e rimesso al suo posto e messo anche alla portata di chi potrà consultarlo. Si tratta quasi esclusivamente di documenti d'archivio riguardanti proprietà ecclesiastiche, lasciti, compravendite. 43 di questi sono su pergamena e risalenti anche agli inizi del XIII secolo. Il loro valore sul mercato era di circa 600 euro a pezzo, nel caso anche di fogli singoli, ma arrivava a 15.000 per un catastico della cattedrale di Oderzo, già pronto per la vendita su internet. Le indagini e le denunce hanno toccato Treviso, Gorizia, Pordenone e Padova. I denunciati sono 8 e c'è tutta un po' la filiera del traffico. Partiamo proprio da un denunciato per truffa, per furto con aggravante, e fino ad arrivare soprattutto a una serie di ricettatori, la maggior parte dei quali, come dicevo, sono dei commercianti, perché sono loro che hanno recepito merce proveniente da un delitto e l'hanno poi rimessa in circolazione, fino ad arrivare a dei privati cittadini ai quali non può che essere imputato in questo caso l'incauto acquisto. È stato lo stesso vescovo di Vittorio Veneto a segnalare le mancanze dei documenti dagli archivi a un vittoriese doc come il procuratore della Repubblica di Treviso. Sono uno tra gli interessati, come tutti i cittadini sono interessati alla conservazione delle memorie storiche.